in collaborazione con TechFind. You search for tech we find. Buonasera telespettatrici e telespettatori di Telesardegna, bentornati a Zoom. Oggi inauguriamo una formula un po' diversa che ci accompagnerà in alcune delle nostre puntate. Partiamo con un faccia a faccia con i protagonisti della politica. Con quello di oggi raccontiamo gli ultimi 40 anni di autonomia regionale, li raccontiamo attraverso la sua esperienza politica che li ha attraversati praticamente tutti questi ultimi 40. Il nostro ospite di oggi è Antonello Cabras, ben arrivato e buonasera, grazie per essere qua. E in questo racconto, in questa intervista, in questo dialogo che spero serrato e libero, ingegnere non si spaventi, ma non è tipo da spaventarsi. In questo dialogo serrato ci faremo guidare da alcune immagini, da alcune fotografie che saranno insomma l'inizio dei vari capitoli. Ecco, la regia ci può mandare la prima. Questo è il porticciolo di Sant'Antioco, che è il paese dal quale Antonello Cabras arriva, del quale è stato anche giovane sindaco. È un paese che continua a frequentare. Quando le parlano di Sant'Antioco, quando deve raccontare Sant'Antioco a un suo ospite o una persona non sarda, cosa dice? Beh, la prima cosa che dico è che è un posto dove è piacevole vivere, è un'isola finta, perché come sappiamo è un'isola collegata alla terraferma da un lembo di terra, un istmo, e quindi già questo è un elemento caratteristico, ma ha tutte le bellezze e le opportunità che un'isola propone. Le mie radici sono lì, sono nato lì, sono residente lì da sempre, non ho mai cambiato la mia residenza, ho spostato magari il mio domicilio, ma insomma è casa mia. Sant'Antioco degli anni 50, 60, 70, com'è cambiata rispetto a oggi? Beh, è cambiata molto. Negli anni 50, che erano i primi anni della mia esistenza, si sentiva il profumo del carbone. Lo chiamo impropriamente profumo perché Sant'Antioco era il porto attraverso il quale il carbone coltivato nelle miniere del bacino carbonifero di Carbonia venivano portate fuori. Ovviamente erano quelli gli anni conclusivi di quell'esperienza, perché il porto era molto attivo quando si viveva in autarchia, quindi durante il periodo del conflitto, e poi via via, come sappiamo, la storia è andata scemando. Quindi negli anni 50 era, diciamo, un paese un po' industriale per la parte che adesso ho raccontato e un po' agricolo, perché in quegli anni nasceva una cantina sociale fra le più grandi della Sardegna, in quel tempo, per il volume, diciamo, di vino prodotto, tant'è che oggi è soltanto 1/10 di allora, ma aveva, diciamo così, una attività di coltivazione di agricoltori abbastanza importante per quei tempi. Questa era un po' in sintesi Sant'Antioco. Via via come è cambiata negli anni 60 e 70? Ha cominciato a cambiare un po' di più negli anni 60, quando intanto è nata una fabbrica in paese, la famosa fabbrica dell'ossido di magnesio, che serviva come materia prima per produrre i mattoni dei forni refrattari delle acciaierie. Come sappiamo, le acciaierie hanno via via diminuito il loro volume, quindi quella fabbrica a un certo punto ha cessato della sua attività, ma era un'importante fonte di lavoro e di ricchezza per il paese. E poi nel frattempo il bacino carbonifero si è trasformato in attività metallurgiche, quindi sono nate le attività di Portovesme, e una gran parte degli abitanti in età di lavoro diciamo erano impegnati. Quindi è cresciuta la sua componente industriale in proporzione a quella agricola, ma ha continuato a mantenere anche un'attività agricola importante. Nei primi anni 70 lei era all'università, dunque probabilmente primi anni 70, viaggiava per Cagliari. Primi anni 70 veramente io mi sono trasferito a Cagliari dopo ho fatto le scuole medie, quindi ho studiato a Cagliari praticamente dalla scuola secondaria superiore e tutta l'università.
Però insomma ho continuato a vivere lì anche facendo l'università, a cavallo, insomma Cagliari è diventata la mia seconda patria. L'ultima domanda di Amarcord prima di passare alle questioni della politica. Il giovane Antonello Cabras, il ragazzo Antonello Cabras, da cosa si faceva affascinare o interessare a Sant'Antioco in quegli anni? C'è un ricordo particolare? Beh, soprattutto il mare, che era la mia passione, che lo è ancora oggi, infatti vado molto in barca a vela. Sono cresciuto in un'isola, quindi il mare è stato il mio interesse, diciamo, del tempo libero prevalente, e poi la politica. Ho incominciato da giovane socialista in quegli anni, i primi anni, diciamo, poi ho interrotto l'attività impegnativa, diciamo, all'università, perché dovevo assolutamente laurearmi nei 5 anni dati, perché avevo bisogno di autofinanziarmi gli studi universitari, quindi avevo interrotto con la politica e poi l'ho ripresa dopo, ma l'ho iniziata prima. Ci arriviamo a un paio di spunti che mi ha dato adesso. Vediamo la seconda foto. Arriva? Eccola qua. Questo è un personaggio politico di Sant'Antioco, Eusebio Baghino, che è stato a sua volta sindaco. Lei fu giovane sindaco nel 1984 del suo paese, e socialista, socialista che guardava un po' a sinistra già da allora, mentre Eusebio rappresentava il potere democristiano. E dunque, com'era questo rapporto tra questo Mamma Santissima e questo giovane che si affacciava? Il rapporto era sul piano, diciamo, umano. Siccome a Sant'Antioco tutte le famiglie si conoscevano, nonostante le diverse generazioni, molto forte, di molta simpatia. Quando poi, ovviamente lui era già impegnato in politica prima di me, quando io cominciai a impegnarmi in politica, c'erano due persone che si conoscevano, che si stimavano, ma che avevano fatto scelte diverse sul piano della politica. Però la simpatia che animava i nostri rapporti è sempre stata una costante della vita che ci ha accompagnato finché lui era in vita. Ecco, in genere nei paesi chi è di una generazione precedente tende a non voler naturalmente farsi soppiantare nei rapporti di forza. E dunque ha qualche ricordo particolare di quando invece voi, lei, la sua generazione o lei stesso è riuscito da un certo punto di vista a soppiantare quel potere che invece era incarnato da Baghino? Insomma, in realtà non l'ho mai soppiantato, nel senso che abbiamo continuato a vivere. A convivere. Esatto, a convivere. Io ricordo 2 episodi, diciamo, che possono dare una risposta a questa domanda. Il primo, elezioni amministrative del 1985. Io ero già stato sindaco per la parte conclusiva per la prima volta dell'amministrazione precedente, ma di una giunta che non aveva la maggioranza in consiglio. Nel 1985 ci fu il consenso al Partito Sardo d'Azione e quindi nei numeri c'era una maggioranza per fare, diciamo, continuare l'esperienza di sinistra, ovviamente con me sindaco. Eusebio riuscì nella prima fase della formazione, diciamo, del Consiglio appena insediato, a fare entrare in dubbio il gruppo sardista. Eravamo nel momento in cui alla Regione c'era la giunta guidata da Mario Melis, io ero già segretario regionale del Partito Socialista, e quindi trovarmi con il gruppo dei consiglieri sardisti, cioè dello stesso partito che esprimeva il Presidente della Regione, verso il quale io organizzavo il consenso da segretario regionale in Consiglio regionale, che aveva dubbi sul fare una maggioranza di sinistra, fu un fatto, diciamo, singolare. Quindi chiamai in causa il Presidente della Regione, che ovviamente andò a Sant'Antioco col segretario regionale del Partito Sardo e riuscì a far rientrare nei ranghi il gruppo sardista. Fu eletto il sindaco, fui eletto sindaco, e fu simpatico l'intervento di Eusebio, che cappeggiava, diciamo, il gruppo dei democristiani e che quindi si era impegnato per creare questa difficoltà. Disse, parlando con me che ero già appena stato eletto sindaco: signor sindaco, io ci ho provato, ma ero sicuro che lei sarebbe riuscito comunque a riportare i sardisti. Cioè,
aveva provato ovviamente a creare una difficoltà, Come ma si fa? come sempre. E il secondo insomma. episodio? Il secondo episodio, quando io sono stato eletto presidente della regione, la prima giunta era una giunta, diciamo, che ho presieduto di alleanza con i democristiani, ed Eusebio era uno degli assessori della giunta che io presiedevo. E il secondo episodio fu questo: la prima riunione della giunta, lui chiese la parola, intervenne e disse: state attenti a come vi comportate agli altri colleghi della giunta, perché qui abbiamo il presidente di Sant'Antioco e l'assessore ai lavori pubblici di Sant'Antioco. Insomma, era un messaggio, diciamo, certo, rivolto agli altri. Certo. Ancora dire... una fotografia per cambiare argomento e per comunque stare nello stesso solco. Lei ha introdotto gli amici, il partito, poi parliamo anche del rapporto col Partito Nazionale. Ecco, Franco Mannoni, che è stato assessore anche nella giunta Melis, era un assessore potentissimo. Lei nel corso di un'altra intervista mi disse che lo stesso Melis lo soffriva molto. Dunque questo rapporto nel partito, in politica, ma a questo punto poi si diventa amici anche fuori? Sì, molto, nel senso che lui ovviamente divenne assessore. Io incontrai Franco la prima volta quando fece l'assessore all'ambiente, che fu la sua prima esperienza, diciamo, in giunta regionale. Poi facevamo parte della stessa corrente dentro il Partito Socialista, la corrente della sinistra lombardiana, e quando poi io entrai in Consiglio regionale, successivamente ebbi, diciamo, l'opportunità di prendere il suo posto nella giunta, perché diventai assessore della programmazione della giunta presieduta da Mario Floris. Lui era stato praticamente assessore prima di me, certo, nello stesso assessorato. Quindi, diciamo, una continuità sul piano dei contenuti, perché io ovviamente proseguì. Ricordo che lui insieme a Mario Melisi furono gli ideatori del parco scientifico e anche dell'esperienza del CRS4, cioè furono loro a ideare quel progetto che poi toccò a me, che diventai assessore dopo di lui, realizzarlo concretamente e portarlo poi di fatto alla sua realizzazione. Quindi questo è il rapporto in politica. Poi si diventa amici nella vita e il caso vuole che Carlo Mannoni, figlio di Franco, quando io divento presidente, entra a far parte dello staff del presidente, giovane, appena laureato in economia a Cagliari, e poi nel corso degli anni entra nella segreteria sempre dello staff, diciamo, quando io assumo il ruolo di sottosegretario al commercio estero, e infine nell'esperienza di presidente, certo, della fondazione diventa anche direttore della fondazione durante la mia presidenza. E Franco Mannoni era vicepresidente della fondazione prima che io diventassi presidente, quindi c'è un intreccio fra ruoli istituzionali e rapporti comunque consolidati. Rapporti umani, sì. Ecco, perché Melis soffriva Mannoni? Allora, l'assessore del bilancio della programmazione, per le leggi che c'erano in quel tempo, sostanzialmente era oltre ad avere la competenza specifica nel bilancio e nella programmazione, però di fatto controllava le decisioni anche di tutti gli altri assessori, perché esisteva l'istituto dell'intesa, per cui ogni programma dei singoli assessori, quando veniva portato in giunta per essere approvato, doveva scontare l'intesa, la coerenza con la programmazione e quindi dell'assessore al bilancio. Ed era più importante del parere del presidente nella procedura amministrativa, per cui Mario Melis un po' questa cosa la soffriva e infatti usava una metafora per rappresentare questa cosa. Mi diceva: vedi, l'assessore Mannoni, lui è l'enciclopedia. E io gli chiesi: perché l'enciclopedia? Perché lui deve dire qualcosa su tutto, come nell'enciclopedia. Qualunque materia entra nella sua competenza. Poi parleremo meglio anche di Melis. Un'altra foto, per favore. Dunque un altro argomento. Ecco, Pietro Sodu abbiamo scelto per impersonificare, insomma, la democrazia cristiana, soprattutto negli anni 70. A metà degli anni 70 c'è anche in Sardegna il tentativo del compromesso storico. Sodu guida diverse giunte, diciamo così, si presenta come quello che con la DC
vuole portare il PC nell'alveo di governo, ma come quello che avversa più di tutti il rapporto PSDAZ, PSI, PC, che esclude la DC per la prima volta dal governo. Dunque, parlando di Soddu, se lei vuole mi dirà il suo giudizio e il suo ricordo di Pietro Soddu, con quale credo forse non vi siete ritrovati in Parlamento, perché quando lei è diventato parlamentare lui non c'era già più, ma anche e soprattutto di cosa ha rappresentato quel partito nella storia dell'autonomia della Sardegna. Beh, allora, diciamo, si tratta di un periodo abbastanza lungo, caratterizzato da molti diciamo, eventi e fattori importanti. Io ho conosciuto Pietro Soddu proprio quando ho mosso i primi passi. Lui era assessore, allora si diceva, alla Rinascita, e il padre della nuova programmazione regionale che istituì, i meno giovani se lo ricordano meglio, i comprensori, che erano, diciamo, delle istituzioni che avrebbero dovuto sostituire le cosiddette zone omogenee che erano state formate con il primo piano di rinascita. Erano degli strumenti istituzionali intermedi fra la regione e i comuni che servivano, diciamo così, a guidare quella fase importante della nuova programmazione regionale. Io lo conobbi per la prima volta in questa circostanza, prima assemblea dei comprensori che si fece al Fort Village nella seconda metà degli anni 70, e quindi questo fu il primo approccio con Pietrino Soddu. Ovviamente la fase successiva fu più sul terreno politico. Io non ho condiviso con lui nelle istituzioni, né nel Consiglio regionale né nel Parlamento, diciamo, esperienza diretta. Sì. Quando lui era in Consiglio regionale, Presidente della Regione, io non c'ero e così via. Ma per me lui è stato forse il principale protagonista del passaggio della Sardegna da prima della Rinascita alla Rinascita. E quindi da questo punto di vista è sicuramente una figura che ha segnato in modo importante quello che è successo nella Sardegna, nel passaggio dalla Sardegna, come la possiamo definire, alla ricerca dello sviluppo, alla Sardegna che poi ha visto e conosciuto lo sviluppo con l'industrializzazione, con le prime realizzazioni, diciamo, della prima fase della rinascita. Poi non ha potuto cogliere, e questo è un elemento che non sappiamo come sarebbe andata se fosse stato diverso, il progetto della prima giunta di unità autonomistica, perché lui apparteneva a quella generazione di politici che non avevano bisogno di avere il governo amico, ma che in realtà si ponevano nel confronto con lo Stato su un terreno non gerarchico, di dialettica. E da questo punto di vista l'autonomia veniva prima di tutto il resto. E questo progetto della giunta di unità autonomistica, che lo aveva visto come protagonista, purtroppo scontò un veto politico romano. E lui non riuscì a presiedere la giunta di unità autonomistica e gli rimase un po' questa incompiuta, se così la vogliamo chiamare. La fermo un attimo, le faccio bere un bicchiere d'acqua e do la linea alla pubblicità. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica ed epurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com.
Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Siamo all'interno dei magazzini Guerra, dove potete trovare la biancheria per la casa e complementi d'arredo a prezzi vantaggiosi. Ma oggi ho una sorpresa per voi. Ma tu sei Superman! No, io sono Super Sconto e sono qui per convincere il signor Guerra a fare uno sconto super! Ci sono riuscito! Sconto del 20% su trapunte e piumini sino a Natale! Abbiamo vinto la guerra! No, magari la guerra, una battaglia abbiamo vinto, una mica 20% di sconto fino a Natale, Eccoci rientrati in studio, ancora il faccia a faccia con Antonello Cabras, e dunque chiedo alla regia di vedere anche la prossima foto, così introduciamo anche il prossimo capitolo. Emanuele Sanna. Dunque, abbiamo parlato di Pietro Soddu, Democrazia Cristiana. Emanuele Sanna l'abbiamo scelto per impersonare il Partito Comunista Italiano di quell'epoca. Emanuele Sanna rispetto diciamo a Pietrino Soddu, ovviamente esponente del Partito Comunista, più vicino come generazione a me rispetto a Pietrino Soddu. Con Emanuele ci siamo incrociati, diciamo, sia in Consiglio regionale che in Parlamento. Lui sostanzialmente ha seguito la fase, diciamo, come la possiamo definire? Prima parlavamo di Pietro Soddu come di un protagonista che non ha riuscito a cogliere il risultato della Giunta di Unità Autonomistica, che era stato l'obiettivo al quale più di tanto aveva lavorato. Quella incompiuta fu seguita dalla prima giunta di sinistra della storia dell'autonomia regionale. E Emanuele Sanna diventa l'assessore della sanità di quella giunta e fu l'assessore che aprì il più grande ospedale della Sardegna, cioè l'ospedale Brozzu. L'ospedale fu infatti inaugurato mentre Emanuele era assessore della sanità. Questo per citare eventi che segnano una fase e che sono ancora presenti. E devo dire, per il corso della sua storia, anche i ruoli che lui ha ricoperto successivamente, il più alto è stato quello di presidente del Consiglio regionale, nell'immaginario della politica e di tutti quelli che lo conoscevano, lui è sempre rimasto l'assessore della sanità, nel senso che non ha mai separato nettamente la vita politica dal fatto che lui fosse un medico e dal fatto che la sanità è sempre stata al centro di tutte le sue, i suoi interessi, la sua attenzione. Ovviamente questo gli va riconosciuto e tra l'altro non solo per una parte politica, ma a Emanuele veniva riconosciuto un riferimento in questo mondo a 360 gradi. Abbiamo parlato prima di Mario Melis, del dualismo con Mannoni, ma c'era un dualismo anche con Emanuele Sanna, istituzionale. Sì. Nel momento in cui Emanuele era Presidente del Consiglio, Mario Melis era Presidente della Regione, ci sono stati, io allora svolgevo il ruolo di segretario regionale, e prima non in Consiglio, poi in Consiglio regionale, e ricordo che ci furono dei momenti, non dico di tensione, ma di definizione degli ambiti, diciamo, delle due prerogative, e in particolare
ricordo quello dei cosiddetti regolamenti, quando a un certo punto ci fu un conflitto, chiamiamolo così, tra il Consiglio regionale e la Giunta su chi avesse la potestà di approvare i regolamenti. Ovviamente il Consiglio regionale riteneva che fossero del Consiglio e la Giunta riteneva che fossero del Governo, così come capitava nel livello nazionale. Poi la cosa fu risolta trovando una soluzione, ma in quella circostanza ricordo una metafora di Mario Melisi sulle prerogative del Presidente del Consiglio. Disse: in fondo è come un vigile urbano, deve solo smistare il traffico, dare la parola e togliere la parola. Immaginiamo per la felicità di Emanuele. Esatto, questa era ma che non si poi sentiva. Poi ci ridevamo sopra, anche perché fra i due c'è sempre stato un grande cordialità, rapporto. certo. Va bene, la prossima foto. Vediamo chi ci capita. Eccolo qua. Allora, lei prima ha detto la sua storia si intreccia molto da vicino, soprattutto quando si avvicina alla politica con quella del Partito Socialista. Un Partito Socialista che in Italia ha svolto, soprattutto nel dopoguerra, una funzione che era diversa da quella che poi ha incarnato negli anni 70 e 80, soprattutto con l'avvento dell'uomo che è stato più anni al governo negli anni della Prima Repubblica come Presidente del Consiglio. Lei ha detto non ero di quella corrente, però ci vuole raccontare la sua visione, la sua analisi, anche oggi, a 20 anni dalla scomparsa di Craxi, e poi soprattutto qual era il suo rapporto di allora? Allora, io sono diventato militante del Partito Socialista quando nessuno conosceva ancora Craxi. Ovviamente lo sono diventato sulla scia della famiglia. Mio padre era socialista, era un lussiano. La domanda che normalmente rivolgevo a mia madre, dopo la scissione del PSIUP che vide il Lusso andare via dal Partito Socialista, era: ma secondo te babbo sarebbe rimasto nel Partito Socialista o avrebbe seguito il Lusso? La risposta era secca: avrebbe seguito il Lusso. A casa di mia mamma c'era una fotografia di gruppo di mio padre insieme al Lusso. Ovviamente il fatto che io sia entrato nel Partito Socialista quando Craxi ancora non era una figura di rilievo mi ha permesso di conoscere anche altri segretari, De Martino, Mancini, quindi la mia formazione è una formazione di un partito che non era il partito craxiano. Dopodiché è arrivato Craxi e ho attraversato quella fase, tra l'altro con i ruoli anche più impegnativi per me. Ho sempre fatto parte della corrente però che non era quella di Craxi. Riconosco le sue intuizioni, il fatto che lui abbia, in un momento nel quale nessuno ne parlava, capito che c'era bisogno di una grande riforma dello Stato in Italia, che c'era un tema di modernizzazione del rapporto fra le istituzioni. Dopodiché le cose sono andate come sappiamo, ha attraversato una fase nella quale il Partito Socialista stava incominciando a raccogliere un grande consenso. Quando io, durante il periodo della mia presidenza, il Partito Socialista in Sardegna divenne il secondo partito, superò addirittura in quella fase di passaggio tra PC e PDS, superò il PDS come consenso. Quindi c'era un momento di grande attenzione e di grande crescita. Dopodiché siamo precipitati nei primi anni 90 in quella brutta stagione chiamata Tangentopoli, nella quale sicuramente il Partito Socialista, come si dice oggi, ha pagato il prezzo più alto e probabilmente le responsabilità di quel gruppo dirigente non possono essere del tutto dissociate da quel periodo. Quindi resta l'amaro in bocca di aver attraversato una stagione nella quale si erano colte le intuizioni, il fabbisogno, la domanda di ciò che bisognava fare per far crescere il paese, e poi si è andati incontro a quella stagione così, diciamo, negativa, che ha determinato poi gli effetti che sappiamo. Dal 93 in poi il Partito Socialista perde gran parte del suo elettorato, in molti in tutta Italia provano a tenerlo in vita con diverse sigle, con diverse esperienze, non ci riesce nessuno. In Sardegna, Federazione Democratica, che nasce da innanzitutto un nucleo fondatore di amici che facevano parte del vecchio PSI, conserva invece la sua centralità, conserva
il suo elettorato, conserva anche il fatto di essere determinante in alcuni processi in quella che definiamo la seconda Repubblica, e in Sardegna non abbiamo mai definito la seconda autonomia. E questo poi naturalmente ha significato molte altre cose che vedremo nel corso della chiacchierata. E cosa accadde? Allora eravate così sicuri di riuscire dove altri stavano fallendo, e perché qui siete riusciti e dalle altre parti no? Ma io, allora, le spiegazioni possono essere anche più di una. Io ne cito fondamentalmente due principali. Primo, in Sardegna non abbiamo avuto fenomeni di Tangentopoli. E quindi da questo punto di vista questo sicuramente ha permesso al grosso del gruppo dirigente militante del Partito Socialista di rimanere unito e di cercare di sopravvivere a quella ondata di piena negativa che stava travolgendo, diciamo, tutto il paese in tutte le regioni. Infatti le regioni dove il ceppo di provenienza socialista svolse un ruolo significativo, come lei ha ricordato, in Italia erano sostanzialmente due: la Basilicata e la Sardegna. In Basilicata si chiamava Movimento Laburista e in Sardegna si chiamava Federazione Democratica. Ovviamente non c'erano solo i socialisti, c'erano anche dei socialdemocratici, esatto. C'era anche un pezzo di Democrazia Cristiana, ricordo Nino Carros che insieme a me venne dal notaio a fondare Federazione Democratica, quindi era una formazione, diciamo, se posso fare una sintesi, che già faceva intravedere quello che poi sarebbe stato il Partito Democratico negli anni a venire. Insomma, ebbe un significativo risultato alle elezioni regionali del 94 e ancor più alle elezioni provinciali del 95. Esatto, ma da analista posso chiederle se la nettezza della scelta verso il centro-sinistra rispetto invece a quello che era invece stato il ruolo del Partito Socialista, che si professava di sinistra, ma il centro-sinistra lo faceva con la Democrazia Cristiana, con la nettezza della scelta quando l'Italia diventa bipolare, dunque il centrodestra. Molti socialisti sono andati con Berlusconi, i Craxi e anche altri, mentre invece la nettezza di quella scelta ha forse contribuito a dare quella stabilità e a salvare quel nucleo di voti che poi avete, appunto, lei ricordava, preso nel 94 e nel 95. Sì, la tradizione che c'era in Sardegna era più di centrosinistra nei socialisti, quindi per questa ragione la gran parte di quel gruppo dirigente, quindi anche parte significativa degli elettori, scelse quella strada. Ma io credo che anche i socialisti che scelsero di andare in Forza Italia avevano più un'avversione verso i comunisti più che una scelta verso il centrodestra. Secondo me la lettura più corretta dei socialisti che fecero quella scelta fu questa. Era un po' un'ostilità nei confronti del movimento comunista e della funzione svolta dai comunisti, che venivano ritenuti responsabili degli effetti che Tangentopoli produsse nel Partito Socialista. Chiaro. Andiamo con la prossima foto, cerchiamo dunque di stare sempre in quel periodo, ma con un altro protagonista, Francesco Cossiga, democristiano di ferro, l'abbiamo rivisto in questi giorni rievocato nel film esterno Notte, protagonista del caso Moro. Poi sembrava che si fosse ritirato, Presidente del Consiglio, poi sembrava che si fosse ritirato di nuovo, Presidente del Senato, Presidente della Repubblica eletto al primo scrutinio. Un personaggio politico che comunque per la Sardegna ha rappresentato, per chi gli voleva bene, una guida, e per chi non ne condivideva il percorso, un avversario. Ecco, le chiedo, da contemporaneo di allora e anche da analista a sua volta oggi, lei alla sua età può anche dare giudizi che gli pare senza avere conseguenze. Ho avuto l'opportunità di incrociarlo anche in un momento delicato. Lui lasciava la presidenza della Repubblica in quel modo, come sappiamo, molto netto, molto controverso, e io ero presidente della regione in quel momento. Lui scelse di venire a incontrarmi con un gesto anche di rispetto nei confronti della regione, prima di dare le dimissioni, o comunque in quel periodo stretto. E ricordo che in quella fase lui era molto vicino a Craxi,
perché siccome non ci sono segreti per nessuno, ebbe modo di essere molto critico nei confronti di Giuliano Amato, parlando con me, che a suo giudizio non era stato, diciamo, solidale come avrebbe dovuto esserlo nei confronti di una figura come quella di Craxi, che in fondo era stato il leader che lo aveva in qualche modo promosso all'attenzione, diciamo, istituzionale italiana. Lui era, mi ricordo, fu molto severo nei confronti di Giuliano Amato in questo colloquio, e invece molto estimatore, soprattutto delle intuizioni di riforma dello Stato che Craxi aveva messo in campo e aveva proposto all'opinione generale. Beh, tra quelle non fatte durante il governo conosciamo insomma alcune, la scala mobile, tutta una serie di altre cose che il governo Craxi fece in rottura anche con quello che era il mainstream di quel momento, ma il presidenzialismo, Craxi per esempio fu il primo a parlarne, se ne parla ancora dopo 30 anni, esatto, senza che la vicenda abbia mai attecchito, ma molti si chiedono, il Bailam che abbiamo vissuto in questi ultimi 30 anni, chissà se con una diversa forma istituzionale sarebbe potuto attenuare. Poi ovviamente l'ho incrociato in Parlamento. Quando era senatore a vita. Quando era senatore a vita e dovevo stare attento al raggio di azione del suo sguardo, perché se mi vedeva passare mi placava letteralmente, perché lui aveva questa buona abitudine di afferrare il braccio e ovviamente raccontarti il suo punto di vista sul momento politico. Parlava solo lui, cioè non gli interessava ovviamente, ma soprattutto nella fase in cui lui fu un protagonista importante della presidenza D'Alema. Adesso ci arriviamo. Come sappiamo, in quella fase, ecco, l'ho incrociato, diciamo, in un momento diverso della sua vita e anche della vita politica del paese. Tra l'altro fu uno degli ultimi a portare visita a Craxi ad Hammamet nel 1999, prima della fine, nel marzo 2000. Un'altra foto, per favore? Ecco, Mario Melis, l'abbiamo evocato tante volte in questa prima parte di chiacchierata. In altre precedenti interviste abbiamo ricordato di episodi, anche di aneddoti. In questo caso le chiedo un'analisi politica sul Melis federalista, sul Melis protagonista, dopo la prima esperienza che fece da assessore, protagonista così vivace e anche così forse insospettabilmente amato dalle persone in maniera trasversale, in un'esperienza che invece partì in maniera molto difficile. Il Consiglio regionale mi pare ci mise più di 2 mesi prima di eleggere il presidente e di far partire la giunta. Sì, partì molto difficile. Io tra l'altro fui proprio uno dei giovani protagonisti di quella fase, perché la maggioranza di sinistra di quel tempo poteva essere solo se i socialisti erano parte della maggioranza. Ma i socialisti uscirono sconfitti da quelle elezioni regionali, che videro un incremento elettorale sia del PDS che del Partito Sardo d'Azione. Anzi, era il PC ancora 85, il PC e il Partito Sardo d'Azione. E ci fu un dibattito molto acceso dentro il Partito Socialista. Infatti la prima giunta, presieduta da Mario, partì in ritardo perché i socialisti scelsero di non entrare in giunta, ma di sostenere dall'esterno la giunta. E ovviamente, come succede in questi casi, il partito meno dentro è quello che devi coccolare di più. Quindi inevitabilmente tra Mario Melis e il segretario del Partito Socialista di allora, che ero io, nacque un rapporto inizialmente di necessità. Certo. Poi c'era anche una certa differenza d'età. Come no, io in quegli anni avevo poco più di 35 anni, quindi non ero... partito come un rapporto di necessità, poi invece divenne un rapporto molto solidale, perché io conobbi meglio Mario Melis e lui ovviamente conobbe ancora meglio me, e tant'è vero che dopo un anno si fece la prima giunta organica, i socialisti
passarono dall'appoggio esterno all'ingresso dentro la maggioranza. Il lascito dentro la vero giunta. di quei 5 anni è invece il problema che fece sì che il PISDAZ non confermò, nonostante Melis fosse così amato, il successo elettorale del 1985. Stiamo parlando dell'89? Sì. La Cioè, giunta, la fine- sì, cioè, perché cosa la giunta ci ha lasciò di buono e invece perché in quelle elezioni... Beh, ma lì c'è una cosa singolare, cioè quella stessa maggioranza con un'inversione dei numeri poteva essere mantenuta se non capitò quello che poi capitò ai socialisti, cioè che a un certo punto intervenne Craxi e impedì la prosecuzione della giunta di sinistra con la motivazione che siccome i comunisti avevano perso le elezioni e poi erano fortemente antisocialisti nel resto del paese, non si poteva fare una maggioranza di quel tipo e quindi a malincuore si a dovette malincuore rinunciare. Però forse la motivazione vera è che lui aveva già un accordo con Andreotti e Forlani per provare a tornare a Palazzo Chigi in quegli anni successivi. Io non so quale fosse la ragione vera, però io non condivisi mai questa scelta, la subì pienamente, poi ovviamente come si fa dentro i partiti si prende atto che quello era l'orientamento e così siamo andati avanti. Infatti quella legislatura, la prima giunta fu una giunta presieduta da Floris perché io non accettai di fare il presidente dall'inizio della legislatura, proprio perché avevo un'idea politica diversa. Andai a fare l'assessore, non il presidente. Certo. Ci fermiamo ancora un attimo, linea alla regia. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Siamo all'interno dei magazzini Guerra, dove potete trovare la biancheria per la casa e complementi d'arredo a prezzi vantaggiosi. Ma oggi ho una sorpresa per voi. Ma tu sei Superman! No, io sono Super Sconto e sono qui per convincere il signor Guerra a fare uno sconto super! Ci sono riuscito! Sconto del 20% su trapunte e piumini sino a Natale! Abbiamo vinto la guerra! No, magari la guerra, una battaglia abbiamo vinto, una mica 20% di sconto fino a Natale,
Bene, ecco, bentornati dopo la pubblicità. Abbiamo la possibilità di vedere un'altra foto e dunque di cambiare anche capitolo e argomento della nostra chiacchierata. Il Parlamento, anche questo, lei l'ha evocato, l'esperienza da assessore regionale, l'esperienza da presidente della giunta regionale, poi ci torno per chiederle qual è il suo ricordo di quegli anni e anche qual è il lascito. Era una stagione di passaggio, no? Come ci siamo detti, però insomma, a un certo punto poi lei sbarca in Parlamento. 96. Abbiamo parlato di Federazione Democratica, lei stesso ha detto sembrava quasi il laboratorio di quello che poi è accaduto. Sbarca in Parlamento, non ci mette molto insomma, ad avere comunque ruoli di primo piano sia in commissione, poi anche all'interno del governo, come ha ricordato prima. Le chiedo due cose. La prima, il primo era già stato sindaco, era già stato presidente della regione, dunque non era un'esperienza totalmente nuova, però credo che quando si diventa parlamentari un po' di emozione o comunque un po' di novità e di attesa la si respiri sempre. E dall'altra, come ricorda quegli anni di avvio? Ricordiamoci sempre che nel 1996 Berlusconi perde le elezioni con Prodi, si parte con Prodi, poi c'è, come sappiamo, i tormenti dell'alleanza larga con Bertinotti che poi torneranno spesso. Ecco, come li ricorda? Queste due cose. Il primo, l'ingresso, e poi l'esperienza. Allora, l'ingresso, ovviamente io, la prima cosa con la quale mi sono cimentato, appena eletto, quindi neanche appena insediato, fu una telefonata del capogruppo del gruppo al quale aderivo, che allora si chiamava Sinistra Democratica, perché c'erano vari filoni che arrivavano. Io fui candidato come esponente di Federazione Democratica nell'alleanza dell'Ulivo. Una telefonata del capogruppo Cesare Salvi, mi ricordo ancora, ero a casa mia a Sant'Antioco, che mi comunica che mi avevano proposto nella lista dei sottosegretari. L'ultima cosa che io mi aspettavo, essendo un neoeletto, e gli chiedo, vabbè, mi avete messo nella lista, ma sicuramente i sottosegretari saranno altri, perché io sono di prima legislatura. E lui secco mi risponde, no, tu sei proposto per fare il sottosegretario perché sei stato presidente della regione e quindi per noi, gruppo, il fatto che hai fatto il presidente della regione è come se avessi fatto se avessi l'anzianità di una legge. Quindi primo impatto subito proiettato in una dimensione. Ovviamente c'è una spiegazione. I sottosegretari anche del gruppo della sinistra dovevano un po' rappresentare le varie anime. Certo, io in quel caso avevo la fortuna di rappresentare l'anima che veniva dal Partito Socialista, e quindi questa fu la ragione. Ancora non mi conoscevano, quindi non è che potessero. Il resto, il contatto con la vita parlamentare, con l'esperienza di governo, perché fui subito proiettato nella dimensione internazionale, perché io assunsi il ruolo di sottosegretario. Tra l'altro in quel ministero ce n'era solo uno di sottosegretario, quindi il ministro era Fantozzi, allora io ero il suo unico sottosegretario, proiettato nella dimensione internazionale, che ovviamente era una dimensione per me totalmente nuova, e quindi diciamo così una sfida e anche un impegno superiore a quello che mi aspettavo, perché la vita nella dimensione internazionale non è mai del tutto prevedibile. E i seguiti furono poi quelli che, insomma, sono rimasto al governo per 3 anni. L'ultimo anno ho deciso io di dare le dimissioni perché volevo fare vita di gruppo, volevo fare vita parlamentare, perché non mi sembrava opportuno andare in Parlamento e non fare mai il parlamentare. Però poi c'è rimasto, mi pare, per 4 legislature, di cui poi, una poi piccola. Ho continuato, stiamo parlando della prima. Sì. Poi una piccola esperienza. Mi pare che fosse quella del 2006-2008. 2006-2008. La seconda presidenza Prodi. Sì. Ecco, lì ci fu l'alternanza appunto Prodi-Berlusconi. Ecco, diciamo così, il suo peso specifico all'interno del gruppo aumentò, e contemporaneamente aumentò anche il peso specifico all'interno del nascente, di quello che si preme nei DS prima, dove Federazione Democratica entra, e poi del Partito Democratico, tanto che da allora a oggi si continua a dire il Partito Democratico
se tu vuoi capirci qualcosa devi parlare con Cabras, chi le vuole bene. Chi le vuole, ma dicendo Cabras è il padrone del Partito Democratico in Sardegna. Ecco. Allora, come la mettiamo? Allora, mettiamola così. Io sempre, per quella storia mia precedente, fui chiamato a fare prima il segretario dei DS. Fu Veltroni a propormi di fare il segretario dei DS, soprattutto perché avevo lasciato il ruolo di governo, quindi ero tornato al gruppo. Probabilmente questa mia scelta autonoma era stata anche apprezzata e lui, che era stato appena eletto segretario dei DS a Lingotto, mi chiamò e mi propose se avevo, se valutavo, diciamo così, un'opportunità. Ovviamente la proposta era frutto anche del fatto che c'era una dialettica molto vivace anche dentro i DS e che nella testa di Veltroni una figura come la mia forse avrebbe aiutato a renderla meno vivace. Credo che fosse questa una delle motivazioni. Ricordo che in quella fase Emanuele Sanna e Ettore Kerchi mi aiutarono molto, perché comunque io ero sempre una figura che veniva dall'esterno e veniva investita di questa responsabilità. Ma quel passaggio fu importante, perché poi quando si fece il congresso del 2001, il congresso di Pesaro dei DS, Fassino divenne segretario nazionale dei DS, mi chiamò a far parte della segreteria nazionale, e questo mi proiettò anche in una dimensione nazionale, con una responsabilità come quella degli enti locali, che praticamente mi mise di fronte a quasi tutte le elezioni regionali e amministrative importanti che si svolsero dal 2001 al 2006. E se si va a vedere, quella fu la fase che Berlusconi governava, ma il centrosinistra vinceva nelle regioni e nei comuni e nelle province, che fu preliminare poi al successo elettorale del 2006. Io in quel periodo attraversai quella fase, che fu una fase molto impegnativa per me, ma anche ricca di molti risultati importanti e positivi, fino ad arrivare alla scommessa del Partito Democratico, che ormai ha 11 anni, mi pare, che 10 anni si partì, diciamo, in quella legislatura 2006-2008. Oggi c'è un grande dibattito sul Partito Democratico, la sua identità. Io, per esempio, ero fra quelli che non erano convinti dell'accelerazione che fu impressa da D'Alema e da Marini, che portò alla nascita del partito già nel 2007. Avevo un'idea che fosse un po' più necessario un periodo, di gradualità, un periodo un po' più lungo. Sì. Ma è vero, lasciamo perdere Padrone, ma è vero che oggi l'uomo forte del PD nel 2022 in Sardegna è ancora Antonello Cabras? No. Medio forte? No. Debole? No, io sono un militante del Partito Democratico, non ho nessun ruolo nei suoi organismi dirigenti, perché ho scelto questo già da molti anni, ma ovviamente la mia storia, i miei rapporti, le relazioni che ho col mondo del Partito Democratico con i suoi dirigenti, diciamo che portano a rendere nelle circostanze più difficili ascoltati i miei consigli. Sentiamo un'altra fotografia, così usciamo un attimo da questa cosa, ma poi ci torniamo dopo. Massimo D'Alema, l'ha citato lei prima. Cossiga, Massimo D'Alema nel 1998, mi pare, diventa il primo presidente del Consiglio post-comunista. Sì, diciamo comunista. Ecco, è un'operazione, infatti se glielo chiediamo lo dirà ancora oggi, no? È un'operazione storica. Cossiga la rivendica quell'operazione in Parlamento di reclutamento di un po' di eletti nel centrodestra, che lo portò a litigare col futuro presidente del Senato Pera, che oggi è tornato a fare il senatore eletto in Sardegna, ma quella lite fu epica. Però adesso dal punto di vista storico da una parte e dal punto di vista anche personale, lei l'ha rievocato prima, comunque era una rottura, un qualcosa che cambiava e che forse rimane anche un qualcosa di inespresso, perché tutti dicono le potenzialità di D'Alema come leader politico, come uomo di governo, erano molto buone, lo dimostrò anche da ministro degli esteri, però in quell'occasione ci fu qualcosa che non andò e forse proprio
la nascita in Parlamento di quel governo, quando ormai nella testa della gente bisognava passare da un'elezione diretta a vincere contro Berlusconi. È un qualcosa che poi tornerà anche con Renzi, forse, come peccato originale, contestato almeno dagli analisti. Allora, ricordiamoci i fatti cruciali di quella fase di governo. Intanto, durante il governo D'Alema ci fu il bombardamento durante la guerra in Jugoslavia. D'Alema, insomma, si trovò a gestire una fase delicatissima, sia per le implicazioni di natura costituzionale, che come sappiamo noi abbiamo un vincolo in Costituzione che impedisce di fare azioni offensive, no? Ma solo azioni difensive. E la particolarità di quella situazione fece discutere molto e io credo che segnò anche quel percorso, quella presidenza, nel bene e nel male lo segnò. E poi D'Alema fu in un certo senso vittima delle elezioni regionali che si svolsero, come ricorderete, nel 2000. Elezioni che segnarono una sconfitta sicuramente come numero di regioni che furono conquistate dal centrodestra. E lui, come era abituato a fare, rassegnò le dimissioni da Presidente del Consiglio. Molti glielo rimproverano ancora oggi, nel senso che quello era un gesto che forse non richiesto, era del tutto certo, sproporzionato rispetto alle responsabilità che lui aveva. La legislatura la finì Amato, mi pare. Poi come la legislatura la finì Amato, ma la spiegazione, probabilmente, o una delle spiegazioni importanti, è che quando nacque il governo D'Alema, nacque, diciamo, in polemica con una parte del centrosinistra, in particolare con quella parte che non aveva, diciamo, metabolizzato la caduta di Prodi in Parlamento, perché Prodi cadde proprio in Parlamento per un voto. Con un voto, e ci fu una lunga discussione prima e anche dopo della necessità di fare quel voto. E molti, secondo me sbagliando, imputarono forse alla freddezza di D'Alema il fatto che non fosse stato capace di impedire che quel voto si consumasse in Parlamento. Turigliatto non rispondeva a D'Alema. Esatto. Questo è L'ha più sentito lei recentemente? No, noi ci sentiamo periodicamente. Di recente l'ho sentito quando ancora facevo il presidente della fondazione per questioni di natura finanziaria, perché lui seguiva una... Mi pare di capire che comunque le sue analisi stiano un po' tornando, dopo un periodo nel quale era stato praticamente quasi oscurato e ostracizzato dalla sua stessa parte politica, dal suo ex partito. Mi pare di capire che recentemente sia stata un po' rivalutata l'analisi d'alemiana. Insomma, lui è sempre stato un attento osservatore e anche un analista delle vicende politiche. Non sempre le ha azzeccate, qualche volta ha sbagliato anche lui. In questa fase lui, almeno per le cose che scrive, le cose che dice, è un estimatore di Conte. Esatto. In buona compagnia, perché anche Bersani, Bettini e altri, insomma. Non so fino a che punto sia un estimatore di Conte o un oppositore del PD, perché le due cose ovviamente si possono andare anche insieme. Però insomma vedo che dal suo punto di vista coglie, almeno in questa fase, questo aspetto come quello che lui ritiene più significativo. Vediamo un'altra foto, un altro capitolo. Silvio Berlusconi, volenti o nolenti, in quel cambio di stagione, Berlusconi, l'amico di Craxi nell'immaginario popolare, il beneficiato da Craxi ancora nell'immaginario popolare per alcune azioni che sono state fatte in quel periodo, quando Berlusconi si affaccia nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata, è poi quello che ne beneficia di più, forse, di quel cambio di stagione dalla scomparsa del Partito Socialista. Scende in campo in 6 mesi, fonda un partito, prende il 30%, vince le elezioni nel 1994, cade subito perché probabilmente anche l'inesperienza o comunque la
governare in Italia non è gestire un'azienda, e poi sappiamo tutti nel 96 perde, nel 2001 vince, nel 2006 perde, cioè c'è un inseguirsi. Siamo stati condannati al berlusconismo per 17 anni circa. Nel 2011 cade il suo ultimo governo, poi c'è l'aspetto fuori dal Parlamento e adesso è tornato perché comunque una parte di moderati, 7-8%, guarda ancora a lui. Si può cominciare già a fare un po' di storia legata al nome di Berlusconi, di questi ultimi 30 anni della sua esperienza in politica? Ma insomma, la prima cosa che mi sembra importante sottolineare è che se noi abbiamo avuto il bipolarismo in Italia, lo abbiamo avuto finché c'era Berlusconi. Nel momento in cui Berlusconi ha perso terreno, il bipolarismo ha mostrato, diciamo, le prime crepe, i primi segnali. E io penso che in una democrazia che funzioni l'alternanza, il bipolarismo sia, diciamo così, un elemento che fa bene al sistema. Poi, dopodiché, la democrazia, come sappiamo, presenta momenti ciclici. In quella fase, secondo me, lui è stato, per alcuni per stato di necessità, per altri perché ci hanno creduto veramente, l'artefice del bipolarismo. Poi nel primo momento lui aveva, pur essendo un inesperto di politica, inventato una formula che gli aveva permesso di vincere. Se vi ricordate, una lanza al nord e un'altra al sud. Esatto, che però poi fu anche la ragione della crisi, però poi dopo si ripeté successivamente, perché il primo governo cadde per volontà di Bossi, lo fece cadere Bossi. E bisogna sempre ricordare storicamente che la prima vittoria di Prodi si registra perché la Lega non si presenta Terzo alleata. polo, 10%. Non si presenta alleata. Quindi la storia democratica del nostro paese ha momenti di alternanza. In realtà possiamo dire che nella sua storia recente il voto per il centro-sinistra non è mai stato così nettamente di maggioranza. Possiamo dire, tra le cose di Berlusconi, guardando alla politica della Seconda Repubblica, la democratizzazione del movimento sociale può essere stata forse una delle funzioni che Berlusconi ha interpretato, perché fino ad allora l'MSI era fuori dall'arco costituzionale. Era un meccanismo di esclusione che non poteva funzionare, no? E quindi di fatto, infatti, come ho detto prima, si è introdotto con lui un sistema bipolare, con qualche aggiustamento, ma ha funzionato per un bel po' di anni. Fine di questo blocco, un'ultima foto. Il bipolarismo finisce con l'arrivo del Movimento 5 Stelle. A prescindere da quello che possiamo pensare su Grillo e su chi l'ha interpretato in Parlamento, se sono arrivati a prendere il 30% dei voti, evidentemente interpretavano un bisogno o una risposta da parte dell'elettorato. È ancora presto per fare la storia perché sono ancora protagonisti, però non c'è più da ridere o da essere didascalici come forse 10 o 12 anni fa. Possiamo cominciare a ragionare sul perché questo movimento è nato e su che bisogni interpreta ancora oggi. Beh, intanto non bisogna nell'analisi trascurare che il successo, oltre che ad essere, diciamo, un modo per interpretare malessere che c'era nella società italiana, ovviamente non uguale dappertutto, in prevalenza in un pezzo d'Italia, un po' meno in un altro pezzo, ha coinciso anche con la crisi dei corpi intermedi, cioè il cosiddetto Vaffa, che prende il 32% in Italia, si registra quando i partiti in generale conoscono una delle loro crisi più profonde. Partiti, sindacati, Confindustria, tutti. Sostanzialmente i partiti veri in Italia hanno finito per ridursi a due. La Lega da una parte e il Partito Democratico dall'altra, perché tutti gli altri erano partiti personali. La stessa Forza Italia è difficile classificarla un partito. Bene. Direi che anche Forza Italia è un movimento come quello più strutturato, magari come quello che Grillo ha messo in piedi, con un leader carismatico come Berlusconi, ma certamente non un partito. In Forza Italia le decisioni importanti le ha sempre prese il Presidente, così come anche nel Movimento 5 Stelle nelle fasi cruciali. Il governo Draghi l'ha deciso Grillo. Esatto. Sostanzialmente. Ma anche gli altri due, alla fine sì, ma quello il timbro l'ha dovuto mettere lui. Quello più controverso, che è stato il governo Draghi, che poi ovviamente aveva visto l'uscita dei 5 Stelle dalla maggioranza, fu Grillo a deciderlo, erano molto incerti se sostenerlo.
Linea alla regia. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Siamo all'interno dei magazzini Guerra, dove potete trovare la biancheria per la casa e complementi d'arredo a prezzi vantaggiosi. Ma oggi ho una sorpresa per voi. Ma tu sei Superman! No, io sono Super Sconto e sono qui per convincere il signor Guerra a fare uno sconto super! Ci sono riuscito! Sconto del 20% su trapunte e piumini sino a Natale! Abbiamo vinto la guerra! No, magari la guerra, una battaglia abbiamo vinto, una mica 20% di sconto fino a Natale, Eccoci tornati in studio per l'ultimo blocco della intervista faccia a faccia con Antonello Cabras. Ancora una foto e ancora un capitolo. Giorgia Meloni, attuale Presidente del Consiglio. Abbiamo detto prima, c'è una fase, insomma, dal 2011 al 2022 in cui non c'è più il bipolarismo, sono soprattutto governi tecnici o di grande coalizione. Adesso è tornato un governo politico con una maggioranza uscita dalle urne. Il dato politico e poi la sua idea sui primi passi del governo Meloni. Ma mi pare che il passo più recente è la legge di bilancio che al di là di alcuni punti è in continuità, diciamo, con la conclusione del governo Draghi, nel senso che d'altra parte vincoli esterni, la situazione del Paese rendevano complicato fare diversamente, quindi io sono fra quelli che pensano che sia stato saggio che abbiano fatto una legge di bilancio in continuità. Poi ci sono alcune, diciamo, come le vogliamo chiamare, punti singolari che ricordano la campagna elettorale, che servono più per memoria che per sostanza, ma io che ovviamente non ho votato per quello schieramento, il fatto che abbiano fatto una legge che è in continuità e quindi responsabile lo considero un fatto positivo. Dopodiché la navigazione è lunga, è un governo che non ha la maggioranza del Paese. Per certi versi possiamo fare un'analogia col governo Prodi del 96, che aveva una buona maggioranza, un'abbondante maggioranza in Parlamento, ma non aveva la maggioranza nel Paese. Loro hanno la maggioranza in Parlamento, ma non hanno la maggioranza nel Paese. Quindi questo è un elemento che li accompagnerà costantemente, ma io penso che il Presidente del Consiglio, stavo dicendo là, ho detto il Presidente del Consiglio,
viene da una storia politica lunga, non breve, ha un'esperienza, nonostante la sua giovane età, potrebbe essere mia figlia, esatto, qualche anno più di mia figlia, però si è formata a una scuola di presenza nelle istituzioni e nella politica. L'esperienza da questo punto di vista non manca. La capacità di governare una coalizione articolata e complessa dove ci sono due forze che hanno perso voti alle elezioni e che quindi tendono a recuperare rende più complicata la Vediamo un'altra foto. Matteo Renzi, un altro protagonista ancora attuale, che ancora si prende i suoi spazi. In una brevissima stagione, nel 2015-2016, sembrava che fosse quel nuovo che poteva addirittura durare 20 anni, perché aveva preso una grande maggioranza alle elezioni europee, giovane, spigliato, aveva buoni rapporti con gli Stati Uniti, sembrava che tutto fosse dalle sue parti fino al suicidio del referendum sulla riforma costituzionale e al crollo verticale. Lei che giudizio ne dà? Allora, fino al progetto di riforma ho accompagnato e sostenuto tutte le scelte che ha fatto. Persino nella battaglia referendaria mi sono apertamente schierato con quella riforma. Probabilmente lì c'è, diciamo, l'elemento che spiega quello che possiamo chiamare fallimento. Non ha analizzato bene come è fatto questo paese. Perché c'è anche qui un po' il delirio di onnipotenza. C'è anche qui un'altra esperienza precedente. La famosa commissione bicamerale, presieduta da D'Alema, che doveva fare la grande riforma. Berlusconi la accompagnò quasi fino alla fine. Sì. Poi, a un certo punto, l'abbandonò e fu, diciamo così, l'inizio di una fase che sappiamo come è stata caratterizzata. Anche qui c'era il patto del Nazareno e poi Berlusconi si schierò contro. Io penso per esempio che Berlusconi avesse in quel momento una conoscenza più profonda del senso comune di questo paese, di quello vero, concreto. Forse Renzi non è arrivato a coglierlo in pieno e ha sbagliato in quella circostanza a forzare la mano, perché gli hanno votato contro anche quelli che in realtà condividevano quella riforma. Oggi ha pochi voti, ma mi pare di capire che continui a emergere dal punto di vista della presenza, quantomeno nel dibattito. Beh, come sappiamo, in politica l'emersione è sempre un fatto relativo, dipende da chi c'è intorno, no? Non sono mai valori assoluti, quindi da questo punto di vista se non sono giganti anche si può spiegare così. Un'altra fotografia. Sa che torniamo in Sardegna adesso. Già presidente della regione, del suo stesso partito, ma adesso mi consenta, ha fatto tutta l'intervista, insomma, facendo l'amabile conversatore, ma il regicidio di Soru o comunque la caduta di Soru, molti dicono non arriva solo dai suoi avversari, da quella sconfitta con Cappellacci, di cui molto fece Berlusconi, ma all'interno del suo partito e della sua coalizione il fatto che Cabras a un certo punto non fosse più dalla sua parte molto contò. Ma perché? Ma io non so se contò, perché in realtà lui ha perso le elezioni, quindi adesso immaginare... Ma non ha vinto neanche il congresso... Ma immaginare che quella sconfitta... ma è partito tutto da lì, esatto. Però, no? Cioè, nel senso che la sconfitta elettorale ha avuto ovviamente come diceva la buonanima di Gianfranco Anedda, che ovviamente non era un esponente politico dalla mia parte, dice il popolo è inappellabile. Quando si pronuncia ha ragione lui. Ma perché eravate così incompatibili? Ma non eravamo incompatibili. O perché eravate avversari dentro il partito allora? Siamo diventati avversari in un momento cruciale della vita, di quella fase importante della vita politica regionale, quando decise da presidente della regione di fare anche il leader del Partito Democratico che stava nascendo. È lì che si nacque, diciamo, una reazione negativa per questa sua scelta, e io non aspiravo da fare il segretario del PD.
fu circostanze, la situazione che portò, diciamo, a scegliere me come possibile alternativa alla sua candidatura a segretario regionale, probabilmente perché pensavano che potevo essere l'unico in grado di fermarlo. di contrastarlo. Oggi che rapporto così. avete? Non abbiamo nessun rapporto. Vediamo la prossima fotografia. Francesco Pigliaru vinse le elezioni regionali del 2013, mi pare, o 14, quasi, non dico in maniera insperata, fu un candidato dell'ultimo momento, perché la precedente candidata che era uscita dalle primarie si ritirò o venne ritirata dalla coalizione. Sì. La coalizione che sosteneva Pigliaru prese meno voti del centrodestra, ma Pigliaru come presidente prevalse sull'uscente Cappellacci. Dunque, già assessore con Soru, professore universitario stimato, alla guida di una giunta che aveva dei grandi obiettivi, ha finito la legislatura invece col fiatone, insomma, per usare un eufemismo. Allora, ci racconta come mai secondo lei andò così, sia perché vinse e sia perché però poi l'esperienza di governo terminò così. Prima abbiamo parlato di Soru, eravamo in disaccordo su quel punto, sì, ma Soru fu un protagonista, insieme a me, insieme ad altri, della scelta di Francesco Pigliaru come presidente della regione, e all'inizio non era la sua prima scelta, quando Francesca si ritirò, ma lui ebbe un ruolo importante nel arrivare a quella scelta con una sostanziale unanimità nel Partito Democratico di allora. Questo va riconosciuto a Soru. E poi quando divenne segretario regionale del PD, in contemporanea alla presidenza di Pigliaru, accompagnò quella fase diciamo di governo che aveva fatto nascere tante aspettative. Era una giunta di personalità competenti nei diversi settori, ricordo, infatti viene ricordata come la giunta dei professori. Ma io penso che anche lì il giudizio elettorale è sempre quello che ha sempre ragione. Io penso che noi, il centrosinistra, fu sconfitto alle elezioni non perché fu sconfitto il candidato, che allora era Massimo Zedda, che contendeva, diciamo, lo scettro all'attuale presidente, ma perché il giudizio degli elettori fu negativo sulla giunta, su quell'esperienza. Ma l'idea che mi sono fatto io è che è sempre il ritorno delle riforme importanti che non hanno un consenso sufficiente in mezzo alla gente, in mezzo all'opinione pubblica. Non si fanno a tavolino le riforme. Le riforme si possono progettare a tavolino, ma prima di vararle bisogna provare a verificare se incontrano culturalmente e politicamente un consenso più vasto che vada oltre i progettisti. Sanità e altre riforme che sono state fatte non sono state apprezzate e probabilmente questa è stata la causa che ha segnato quel giudizio negativo. Vediamo il prossimo capitolo. Cristian Solinas, attuale presidente della regione, fra 1 anno e 2 mesi si rivota. Solinas viene da una scuola politica, sempre stato sardista, ma molti dicono scuola politica comunque democristiana, sì, comunque di una... Ecco, giovane d'età, 46 anni, ma quasi con i ritmi o con le consuetudini della Prima Repubblica. Molto contestato sui social, in vaste parti della Sardegna, però fino all'anno scorso vincitore in molte elezioni intermedie comunali e di altro tipo, mentre invece c'è stata una debacle assoluta del suo partito in occasione delle ultime elezioni politiche. Anche qui le faccio una domanda doppia. Una appunto da analista sui dati, sulla quella vittoria, su quell'esperienza, sulla modalità con le quali si è arrivati poi invece alla sconfitta delle politiche, e un'altra invece un giudizio di merito su quello che sta facendo e ha fatto fin qui questa giunta. Allora, sul piano politico, secondo me, il prezzo pagato è l'abbraccio con la Lega. Questa è la mia lettura, perché la Lega in Sardegna non ha mai avuto, diciamo, anche nel periodo migliore, un insediamento elettorale importante.
il Partito Sardo fa parte della storia politica della Sardegna, un'altra cosa. È l'abbraccio con la Lega, che per la verità non ha inventato Cristian, viene da un segretario regionale della Lega, suo predecessore, Giacomo Sanna, che è stato il primo segretario sardista a stabilire un rapporto con la Lega. Quindi Cristian non è stato nuovo a questo rapporto. Però io penso che il dato politico in Sardegna per il Partito Sardo, tra l'altro unito alla Lega, che raccoglie appena il 6%, è imputabile al fatto che avrebbero dovuto prendere un po' le distanze e ridiventare il Partito Sardo. La sua esperienza come presidente, io la vedo un'esperienza in grande solitudine. Questo è quello che mi colpisce. Ho svolto quella funzione, quindi in un momento diverso, dove c'erano partiti diversi da quelli che ci sono oggi, con un peso e un'importanza e un potere del presidente che era minore rispetto a quello di oggi. Gli assessori allora li eleggeva il Consiglio su proposta del presidente, oggi gli assessori li nomina il presidente. E fatte queste differenze, però, ciò che lui trasmette all'esterno è una solitudine in una responsabilità così importante e soprattutto un rapporto molto distaccato dalla sua maggioranza e anche dal Consiglio regionale. Questo è quello che trasmette. Nella realtà probabilmente ci sono delle spiegazioni a questa situazione, il fatto stesso per esempio che non sia riuscito dopo quasi 2 anni che lo aveva evocato a fare un rafforzamento certo. della giunta, io non uso il termine rimpasto, comunque cambiamenti che lui stesso aveva in qualche modo annunciato, è la dimostrazione che c'è questo distacco, questo scollegamento. Ben prima delle elezioni politiche si è parlato di un dialogo, di un tentativo di riavvicinamento del PSDAZ al Partito Democratico o comunque a un'esperienza diversa da quella con la Lega. Ma secondo lei era davvero possibile durante un mandato di presidente riuscire a cambiare gli equilibri in corso? Io credo che è sempre complicato cambiare gli equilibri in corso. Qui dico quello che pensa Antonello Cabras, non quello che pensa il PD. Certo. Secondo me è nelle cose che una forza come il Partito Sardo d'Azione, per la storia che ha, possa avere un dialogo e un rapporto, diciamo, di collaborazione proficuo con il Partito Democratico, perché è nella storia di queste due forze. Vediamo l'ultima fotografia. Questo sono io. Esatto. L'ultimo commento lo facciamo su Antonello Cabras. Non è ancora tempo di bilanci, lei è ancora giovane, si sente giovane, va per mare, fa il velista. Come si dice oggi, diversamente giovane. Diversamente però, giovane. Come abbiamo detto all'inizio, 40 anni sono 40 anni. Comunque un primo bilancio si può fare. Di vita. Dopo tutte queste esperienze, lei ha terminato da presidente della fondazione, Sì. Anche qui chi le vuol male dice il capo della finanza in Sardegna, insomma ha le mani dappertutto, ha rapporti trasversali, ha fortissime relazioni nel mondo delle banche, dunque non fa più il politico. Insomma, lei lo sa bene che quando più si emerge, più ci sono contestazioni di questo tipo. Dunque, da un lato, primo, come le vive, se le sente, se le vengono riferite o se le legge, e due, lo dia lei un giudizio su Antonello Cabras, su 40 anni di politica, non su Antonello Cabras persona. Allora, le rispondo come rispondo a chi mi fa la domanda, ma com'è che a questa età ancora ti chiedono consigli, partecipi, fai, eccetera, eccetera? Non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo a chi ovviamente ancora mi considera in questa posizione. Io penso che una spiegazione sia il fatto che io non ho mai prodotto conflitti che fossero conflitti, diciamo, assolutamente strumentali. Mi sono contrapposto tante volte per questioni di merito e per questioni anche di idee politiche diverse, ma sempre su questo terreno. E questo mi ha sempre consentito, a fianco, di essere anche ricercatore della massima unità, della massima condivisione, soprattutto quando ci sono in campo, io lo chiamo ancora così, i fondamentali del bene comune. Il bene comune non è mai di un partito o piuttosto che dell'altro, è appunto un bene comune. E se si ha
attenzione al bene comune, si può essere portatori di un'idea propria, di una bandiera, ma trovare le occasioni e i momenti nei quali si può lavorare insieme agli altri per il bene comune. Io penso che... Questa è la risposta alla seconda domanda, ma alla prima non mi ha risposto. Cioè le critiche, le allusioni, le cose... Ma quelle fanno parte della vita normale. Cioè Chi ha una lunga esperienza politica ci ha fatto il Allora, callo. io ho fatto anche il professore della scuola superiore. All'Istituto Minerario di Iglesias, la preside, che è ancora in vita, con la quale ho sempre rapporti periodici, che è una mia estimatrice, mi diceva sempre, io l'ho sempre difesa dai suoi colleghi che la criticavano, eppure facevo il professore, non facevo il politico. Quindi... Grazie Antonello Cabras, grazie a voi telespettatrici e telespettatori. Questo primo esperimento di faccia a faccia a me è piaciuto, mi sono divertito, ho parlato di politica degli ultimi 40 anni, che è l'argomento che mi appassiona di più, spero che possa appassionare anche qualcuno tra voi. Buona serata a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. In collaborazione con TechFind. You search for tech we find. In collaborazione con TechFind. You search for tech we find. Sa Marigosa, coltiva qualità. Cantina Contini, dal 1898, vini che si ricordano. Coldiretti Sardegna. Oproc Sardegna.